Colpo di sole durante un'esercitazione militare, un 25enne lagunare ricoverato con 42 gradi di temperatura corporea. Comitati e forze di opposizione contro il nuovo assetto della sanità veneta. Milano perde l'eccellenza della cardiochirurgia. Parte una nuova rubrica il giovedì dedicata ai consigli dell'avvocato. Il legale Enrico Cornelio dà istruzioni per recuperare gli arretrati dell'IVA sulla TIA degli ultimi 10 anni. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Come avete sentito dai titoli, un giovane lagunare di 25 anni si è sentito male in mattinata durante un'esercitazione. Il giovane è stato immediatamente soccorso dai sanitari della caserma di Malcontenta, è stato trasportato in ospedale dove è arrivato in prognosi riservata. Il militare, appunto un 25enne, appartiene al 3° reggimento del Genio Guastatori di Udine. Era a Malcontenta per un corso intensivo. L'inizio dell'esercitazione era stato anticipato dalle 8 alle 7 proprio a causa del grande caldo di questi giorni. Il giovane, quando è arrivato in ospedale, aveva una temperatura corporea di 42 gradi. In un primo momento i medici avevano ipotizzato anche una meningite fra le cause del malore, ma i successivi esami hanno escluso questa possibilità. E voltiamo pagina, trovato l'aereo scomparso a Los Roques con i coniugi Durante e le 2 figlie. Risolto dunque il giallo e svanisce la pista dei narcotrafficanti. L'annuncio è stato dato nel tweet di un ministro venezuelano. La famiglia di Ponzano era scomparsa dal 4 gennaio del 2008. L'aereo è stato dato per disperso mentre era in volo da Caracas per l'arcipelago appunto di Los Roques in Venezuela, con a bordo 14 passeggeri, fra i quali 8 italiani. E fra questi 8 italiani c'era la famiglia Durante appunto di Ponzano, Paolo Durante, Bruna Guernieri e le figlie Sofia e Emma. L'aereo è stato trovato 9 chilometri a sud di Los Roques. E voltiamo ancora pagina perché monta la protesta nel Veneto dopo la presentazione della nuova ridistribuzione dei servizi ospedalieri regionali. Insorgono le forze di opposizione. Nel Veneto scompare il reparto di cardiochirurgia di Milano, un'eccellenza, e diamo intanto uno sguardo ai cambiamenti. Tagli dei posti letto e aumento dei primariati, e a Milano scompare cardiochirurgia. Sono le novità della rivoluzione nel mondo sanitario veneto secondo il Verbo di Luca Zaia, novità che stanno già scatenando gli animi. È insorto infatti Antonio De Poli, senatore e leader veneto dell'UDC, che chiede provocatorio dove sono gli ospedali di comunità che sembrano esistere soltanto sulla carta. I tagli invece sono certi, 1227 posti letto in meno in tutto il Veneto, il che significa, attacca De Poli, che è solo propaganda insistere nel dire che fuori dagli ospedali non rimarrà nessuno. Va detto che il piano è frutto di un lungo lavoro di stesura dell'assessore regionale Coletto e del segretario regionale del comparto sanitario Mantoan, e che ora dovrà passare sotto le forche caudine del Consiglio regionale, e non è detto che passerà indenne. Intanto, dando uno sguardo a quanto accadrà nel veneziano, l'USL 12 perderà 109 posti letto e anche 4 primari. Però diventerà unico punto di riferimento della provincia di Venezia riguardo cardiochirurgia a svantaggio di Milano. Ridimensionato invece il reparto di oncologia. Venezia perde il primario, ce ne sarà uno unico a scavalco tra Mestre e Venezia. Il ridimensionamento stupisce, dato che il veneziano ha il record di malati di tumore in assoluto e in proporzione alla popolazione. Venezia inoltre perde anche pneumologia, ma diventa unico punto di riferimento dell'USL per il reparto di malattie infettive. Mestre dunque perde le malattie infettive, eppure uno dei 2 reparti di chirurgia. Ce ne saranno soltanto 2, uno a Venezia e a Mestre. In provincia Milano perde cardiochirurgia, lo abbiamo detto, ma guadagna l'emodinamica a svantaggio di Chioggia. L'ospedale Clodense comunque tira un sospiro di sollievo perché non perde posti letto, anzi ne guadagna 18 e ottiene i primariati di recupero e riabilitazione funzionale. Ne sono attese inoltre l'unica novità è l'assegnazione di un primario al pronto soccorso di Jesolo, tenuto conto della forte presenza di turisti d'estate sulle spiagge. Ed ora le ragioni dei comitati che hanno alzato le barricate contro i nuovi tagli agli ospedali di Milano, Noale e Dolo. Sentiamo. Comitati sul piede di guerra a Dolo, a cui si è aggiunto il Partito Democratico, oggi organizzando un presidio davanti agli ingressi degli ospedali di Milano, Dolo e Noale per difenderli dai colpi di scure di Luca Zaia. Il comitato Bruno Marcato non ha dubbi, ritiene che Dolo abbia pagato il prezzo più alto.
La rabbia è palpabile. Tanto per cominciare, snocciola l'elenco delle cose che non vanno. Il comitato, la Riviera del Brenta rimarrà senza l'ospedale per acuti. Sarà chiuso anche il day hospital oncologico, penalizzando 150 pazienti che lo utilizzavano e che dovranno ora recarsi a Mirano. Scontento anche nel milanese, dove il polo medico e chirurgico sarà diviso. Il primo rimarrà nell'ospedale di Mirano, il secondo andrà in quello dolese. Una scelta poco funzionale secondo il comitato Salvioli, ma che consente di risparmiare il denaro per la costruzione del nuovo monoblocco De Carlo 3. Su Noale invece rimane una cortina di fumo. Non si capisce quale futuro avrà il reparto della lungodegenza riabilitativa, che è caro al PD, quanto l'eccellenza del reparto di cardiochirurgia di Mirano, che verrà trasferito all'Angelo e che il Partito Democratico ritiene un'eccellenza da mantenere. In via Ariosto, a Mestre, i carabinieri scoprono una casa del sesso. Arrestata una cinese. I ripetuti appostamenti dei militari hanno consentito di calcolare almeno una decina di appuntamenti al giorno nei 2 appartamenti sequestrati dai carabinieri. Al momento della perquisizione c'erano 2 ragazze che si prostituivano, prestazioni da 50 euro. Al momento della perquisizione negli appartamenti c'erano 4 donne, 2 tenevano l'attività amministrativa, le altre 2 esercitavano la prostituzione. La donna arrestata, 41enne cinese, regolarmente residente in Italia da diversi anni, ufficialmente nel bresciano, si occupava a 360 gradi della gestione della casa di appuntamenti a Mestre e di un secondo appartamento acquistato di recente a Padova. Provvedeva personalmente al reclutamento delle giovani donne, praticamente recluse in casa per tutto il giorno, cambiate ogni 15 giorni circa. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi per ulteriori aggiornamenti. Milano Summer Festival, dal 5 al 27 luglio, area impianti sportivi, concerti, concorsi, DJ, selezione di Miss Italia, stand gastronomico con cucina tipica veneta, kebab, pizzeria, gelateria, anguriara. Venerdì 26 i Nomadi in concerto. Prevendite Marlene Travel, Milano e Dolo. Sponsor Autocarrozzeria Moderna a Mestre e Santa Maria di Sala. Voglia d'estate? Tornano le notti nel milanese. Le notti bianche che esaudiscono i tuoi desideri. Sabato 22 giugno a Scorzè. Vivi con noi la tua estate. Con i negozi aperti fino a mezzanotte. Centri storici da visitare. Le band dal vivo in ogni angolo della città. E poi ancora il gusto della cucina e il buon bere della nostra terra. Il tutto servito con una valanga di offerte speciali. Non perderti lo spettacolo. Sabato 22 giugno a Scorzè. Vivi con noi la tua estate. È un'iniziativa Confcommercio Imprese per l'Italia Milanese e Venezia Opportunità. Ben rientrati in studio, c'è un'altra notizia che ha messo in allarme l'opinione pubblica. I carabinieri del NAS di Udine hanno arrestato 5 persone con l'accusa di aver messo in commercio latte contaminato e cancerogeno. 86 le perquisizioni nelle province di Udine, Pordenone, Gorizia, Treviso, Padova, Vicenza, Arezzo, Perugia, Napoli, Bari e Brindisi, con l'impiego di circa 300 uomini. Fra gli arrestati, c'è il leader del Friuli Venezia Giulia, Renato Zampa. Oltre a Zampa sono state eseguite 4 misure degli arresti domiciliari e un obbligo di dimora. Un'altra persona è stata ricercata per alcune ore e poi portata agli arresti domiciliari. Un cittadino serbo di 30 anni, residente a Tavagnacco, Udine, e responsabile degli autisti del consorzio degli allevatori, appunto Cospalat. Secondo gli accertamenti degli investigatori, coordinati dalla Procura di Udine, sarebbe stato messo in commercio volutamente latte contaminato da aflatossine, specie fungine, cancerogene e con effetti negativi sulla crescita dei bambini. In alcuni casi è stata certificata anche la presenza di antibiotici. In tutto gli indagati sono 24, di cui 17 allevatori. Ed ora uno sguardo all'area metropolitana. Nelle notizie di oggi una gran varietà di multe. Sentiamo. Limiti acustici abbondantemente oltrepassati, residenti infuriati. Il comune di Mirano pensa di zittire la movida. La colpa è di qualche locale che non ha rispettato gli accordi tra i bar e la giunta, e cioè stop alla musica alle 22, il venerdì e sabato alle 23:30. Ora potrebbe arrivare il giro di vite.
In una notte sola multati 24 clienti che si erano appartati con le lucciole. Non si scherza con la Polizia Municipale di Jesolo, che ha intrapreso una battaglia antiprostituzione a suon di multe salate, 450 euro che devono pagare sia i clienti sia le belle di notte. A Conegliano, intere aree di alcuni parchi saranno off limits per i cani. Lo stabilisce il nuovo regolamento di polizia urbana che vieta l'ingresso di cani nelle aree riservate ai giochi dei bambini. Sono previste multe da 25 a 500 euro anche per chi non usa guinzaglio e museruola. Centinaia di lattine abbandonate sulla strada del Cansiglio. Il sindaco di Fregona, Giacomo De Luca, lancia l'ultimatum agli ecofurbi. Ci sarà tolleranza zero, avverte, vale a dire multe anche di 1.000 euro, pur di salvaguardare il Cansiglio, una delle più belle foreste d'Europa. Crescono i furti, aumentano le estorsioni. Padova si ritrova catapultata nella top 20 italiana delle province dove si delinque di più, peggio di Napoli e di Palermo. Secondo i dati forniti dal Ministero, nel 2012 i reati sono aumentati del 6,92%, in testa alla classifica Milano. Non solo italiano e inglese, il nuovo portale del turismo padovano parla tutte le lingue dei social network da Facebook a Instagram ed è pensato per far conoscere la città del santo, specialmente all'estero. Dall'arte al cibo, dagli spettacoli alle curiosità, tutto in www.discoverpadova.com. 22 spettacoli fra Padova e Venezia, nuove produzioni, un interessante mix di classici e contemporanei. La stagione 2013-2014 dello Stabile del Veneto, diretto da Alessandro Gasman, punta ad un graduale rinnovamento attraverso esperienze sempre più extra palcoscenico. Vediamo. Un cartellone bilanciato, quello del Teatro Stabile del Veneto 2013-14, la quarta stagione diretta da Alessandro Gasman. Ha il classico e il contemporaneo, Shakespeare e The Story, Goldoni e Martinelli, il tutto sapientemente mirato a pubblici, quelli di Venezia e Padova, abbastanza diversi. Convinto che siano le stagioni migliori da quando ho l'onore di dirigere questo Stabile, sono le più equilibrate, grandi nomi, grandi testi, autori importanti e quello che volevo, cioè una varietà grandissima tra drammaturgia contemporanea e classici e anche una differenza maggiore tra la stagione padovana e quella veneziana. Ho cominciato anche grazie alle schede che abbiamo chiesto di sottoscrivere gli spettatori e abbonati che hanno frequentato i nostri teatri la stagione scorsa, abbiamo capito meglio quali sono le differenze tra le due città, sono abbastanza evidenti e quindi abbiamo cercato di calibrare le due stagioni rispetto alle due città e sono abbastanza convinto che ci siamo riusciti. L'attenzione ai giovani è un motivo ricorrente di questa gestione, un'attenzione che si traduce in azioni concrete. Sarò presente a Padova e a Venezia a ottobre per distribuire 100 qua e 100 là abbonamenti gratuiti per 5 spettacoli a spettatori under 25 che non possono permettersi di comprare l'abbonamento. La crisi è grave nel paese, ma credo che il teatro e la cultura in generale debbano andare incontro quando è possibile a chi ha veramente una passione e un interesse così grande per il teatro, ad esempio, che è il nostro lavoro. Quindi sono soddisfatto, devo dire. Tra le novità introdotte da Gasman, anche l'apertura all'esterno. Gli artisti potranno dialogare con i detenuti in carcere sia a Venezia sia a Padova. Abbiamo aperto un contatto importante con i teatri, con i carceri veneziani e stiamo facendo lo stesso con il carcere padovano. Le compagnie che saranno presenti all'interno delle nostre stagioni, chi avrà voglia chiaramente andrà a trovare i carcerati che fanno teatro all'interno delle carceri cittadine e mi auguro poi con il tempo, so che è più difficile, di avere la possibilità di far vedere i nostri spettacoli, cioè gli spettacoli presenti all'interno dei nostri teatri anche a quei carcerati che hanno la possibilità di uscire e rientrare in carcere la sera. Quindi
l'esempio del Teatro della Fortezza di Puzzo, il successo di reality con un protagonista che ha imparato a recitare all'interno del carcere e soprattutto il disagio grave che le carceri italiane stanno vivendo in questo periodo devono essere presenti all'interno di quello che è l'attività di un teatro pubblico, e mi fa piacere che questo protocollo d'intesa stia andando, insomma, a buon frutto. E nonostante i tempi di crisi, come è stato sottolineato durante la presentazione al Teatro Goldoni di Venezia, lo Stabile mette in campo ben 3 nuove produzioni, con un occhio di riguardo alla drammaturgia veneta. Rita Paron, con un giovane regista che ha vinto l'anno scorso il premio Off, quindi insomma valore maggiore al premio Off, che peraltro da quest'anno sarà presente anche all'interno del Teatro Goldoni. Questa è un'altra novità che mi ero dimenticato di dire. Poi Gogol con la regia di Micheletto, che è un regista che ha già fatto bene con noi, con un ventaglio, ed è un regista veneto giovane che così tanto successo sta avendo con le sue regie liriche in giro in Europa, e sono felice che abbia accettato di tornare a collaborare con il Teatro Stabile. E poi una coproduzione con l'ERT, il Teatro dell'Emilia Romagna, del nuovo spettacolo di Antonio Latella, da Arlecchino servitore dei 2 padroni, a 40 anni dal capolavoro di Strehler. Rimettiamo mano a quella cosa lì, la chiamo cosa perché praticamente è una sorta di mito teatrale che ritorna a vivere, e mi auguro che Antonio, che non soltanto è un attore è un regista di grande talento, ma è anche un amico, possa farne uno spettacolo appassionante per i nostri spettatori. 15 al Goldoni di Venezia e 16 al Verdi di Padova, in tutto 22 spettacoli, con nomi di punta come Marco Paolini, Tony Servillo, Franco Branciaroli, Maddalena Crippa e Laura Morante. E accanto alla prosa c'è spazio anche per il musical e l'operetta. I titoli sono Il risveglio della primavera da Wedekind e la celeberrima Vedova Allegra di Lear, con la regia di Corrado Abbati. Si preannuncia una stagione travolgente. Bene, ed è il momento del nostro consueto appuntamento e collegamento appunto con la redazione del Gazzettino. In linea con noi, come di consueto, Tiziano Graziottin. Ciao Tiziano. Allora, con che notizia puntate ad aprire domani? Ma stiamo lavorando su questa vicenda delle nuove minacce sempre più pesanti all'assessore di Venezia Gianfranco Bettin, perché come è noto Bettin è una persona molto molto stimata e molto conosciuta in città, e gli stessi cittadini, insomma, molti vivono con preoccupazione e apprensione questa situazione, per cui quest'uomo riceve continuamente minacce. Una volta gli hanno disegnato una bara sulla porta dell'appartamento, lettere anonime in cui gli dicono sappiamo ogni tuo spostamento, e in qualche maniera lo certificano dicendo sappiamo che ieri sei stato qui, sei andato lì, hai fatto questo, hai fatto quest'altro. Quindi insomma si vede che non si tratta di persone improvvisate, di balordi, ma insomma di persone che lo stanno marcando stretto. Oggi c'è una presa di posizione dello stesso Bettin, che appunto comparirà sul Gazzettino di domani, nella quale lui ribadisce che continuerà a fare il suo lavoro, i programmi e l'impegno non cambiano, ribadisce tra l'altro che non vuole la scorta, e questo sappiamo che un po' preoccupa chi lo segue, perché queste minacce sono ritenute credibili, e ribadisce anche che su alcuni fenomeni criminali, qua leggo testualmente questo suo comunicato, in particolare sulla natura attuale dello spaccio di droga e della compenetrazione tra settori dell'economia legale e circuiti economici illegali, emerge, scrive Bettin, un preoccupante deficit di analisi e di interpretazione e di intervento da parte di certe istituzioni e di ampi settori della politica. Sì, c'è da dire che anche la politica di Bettin è una politica, lui l'ha ribadito spesso, manca un po' l'informazione fra i giovani, soprattutto appunto adesso anche nelle
nelle scuole appunto a quello che riguarda appunto a livello di droga, a livello appunto di spaccio di stupefacenti, mentre magari negli anni '80 era un qualcosa che faceva parlare spesso, se ne parlava moltissimo nelle scuole, e appunto Bettin ha spesso ribadito che insomma bisognerebbe avere un po' più dialogo con i giovani circa questo, spiegargli un po' meglio insomma qual è la situazione e parlarne molto di più. Sì, infatti probabilmente anche per il fatto che fortunatamente ci sono meno fatti gravissimi, meno overdose mortali, questo forse ha fatto abbassare un po' il livello di guardia, e come hai detto giustamente Bettin lo ha sottolineato spesso. Questo è uno dei filoni. L'altro filone è, come dicevo, per quanto riguarda i grandi affari immobiliari e le attività corruttive che a volte sono legate a queste operazioni, anche qui una certa sottovalutazione del fenomeno, se non a volte addirittura quasi una complicità rispetto a non vedere delle situazioni che così legali non sono. Certo. Bene, ringraziamo ancora una volta Tiziano Graziottin per il consueto collegamento e con lui tutta la redazione del Gazzettino. Ed ora appunto passiamo ad una nuova rubrica dedicata ai diritti dei cittadini. L'avvocato Enrico Cornelio risponde alle vostre domande e oggi ci ha spiegato perché possiamo chiedere il rimborso dell'IVA versata con la TIA per 10 anni. Sentiamo. Eccoci con la nuova rubrica dedicata ai vostri diritti e abbiamo un avvocato che verrà ogni giovedì a parlare dei diritti, dei nostri diritti. Si chiama Enrico Cornelio, è un avvocato che si occupa di danni alle persone, però oggi parliamo di TIA perché essendo appunto un avvocato e preoccupandosi della difesa dei diritti dei suoi clienti ha intuito che si poteva fare qualcosa per riuscire a recuperare del denaro che è stato in qualche modo così raccolto dall'amministrazione comunale in modo illegittimo e si è aggrappato a una sentenza della Corte Costituzionale, giusto avvocato? Sì, la Corte Costituzionale incidentalmente, ma quindi proprio di proposito, proprio perché era una pronuncia incidentale che non era obbligata a fare, nell'agosto del 2009 ha fatto rilevare che essendo la TIA, cerchiamo di capire che cos'è la TIA, sembra una sigla, è tariffa di igiene ambientale, cioè la bolletta... No, sfortunatamente la conoscono in molti. Sì, la bolletta dell'asporto rifiuti. Delle scoasse. Sì, delle bollette delle scoasse. La Corte Costituzionale ha ribadito che si trattava di una tassa e richiamando una serie di disposizioni delle comunitarie e di principi generali ha stabilito che non essendo un prezzo, non è soggetta ad IVA. Ecco, questa è una cosa molto importante, no? Perché detto questo bisogna anche trovare l'avvocato che aiuta soprattutto le imprese, perché magari le famiglie non spendono molto, a recuperare questo denaro. Sia famiglie che imprese, nel senso che bisogna attrezzarsi a entrare nell'ottica di una situazione che a suo tempo, quando ci siamo posti per la prima volta il problema, era forse un po' azzardata, un po' aleatoria, c'era da correre i rischi insieme. Oggi è un'autostrada da percorrere tranquilli, con l'arrivo sicuro in Cassazione, con la Cassazione che ci dà costantemente ragione. Ecco, quindi diciamolo, per le aziende che magari hanno davvero speso moltissimo di TIA, per recuperare anche solo l'IVA che è del 10%, pagata negli ultimi 10 anni, potrebbe essere una risorsa in questo momento in cui le aziende sono in crisi e non occorre, a questo punto, scusate la telecamera, non occorre spendere troppo perché essendo appunto un'autostrada già sì, per carità, il governo vuole sempre qualche piccola spesuccia di bolli, ma insomma si tratta di questioni di scarsissimo rilievo e bisogna essere in grado di soddisfare la domanda dell'utenza perché l'utenza effettivamente intanto si prende questa iniziativa in quanto lo possa fare a cuor leggero e senza eccessive preoccupazioni dove si andrà a finire.
Il governo ha posto rimedio dal suo punto di vista. Adesso abbiamo a che fare con la TARES, no? Sì, e la TARES costituisce la risposta del governo alla questione, cioè si è introdotta una nuova imposta più grossa per cercare di coprire i buchi delle aziende di asporto di igiene urbana, e che nonostante l'enorme afflusso di denaro che deriva dai costanti pagamenti delle bollette non riescono ad avere una gestione economica sufficiente e sono costantemente quindi in passivo, il governo ha cercato di sanare questa situazione introducendo con il decreto Salva Italia della fine del governo Monti, della fine del 2011, un provvedimento che in realtà è salva Veritas, salva Era, salva tutte quelle aziende lì, ampliando la base di copertura dei costi, non più solo l'asporto dei rifiuti, ma anche l'illuminazione pubblica, il verde pubblico, lo spazzamento delle strade e quant'altro. Ecco, una tassa che copre quindi il 100% delle spese che normalmente le amministrazioni comunali devono sostenere. Sì, perché mentre prima l'amministrazione comunale era abilitata a addebitare all'utenza dal 75 al 91% dei costi, adesso è autorizzata a coprire integralmente ogni spesa, comprese le spese di riscossione, che sono piuttosto alte perché il sistema di riscossione non è proprio dei più efficienti, ecco, dei più economici. La brutta notizia in questo caso è che non c'è l'IVA da recuperare, non ci sono escamotage, non ci sono stratagemmi né possibilità, perché lo Stato ha trovato il modo di perché applicare... Perché lo Stato si è messo l'anima in pace che l'IVA non è dovuta. Però l'IVA la addebita come costo della produzione da parte di Veritas e del Comune, come costo della produzione del servizio, per esempio come costo dei carburanti e degli inceneritori, come costo dei noleggi e dei mezzi di trasporto e quant'altro, e tutto questo viene addebitato come costo e non può essere scaricato nemmeno dalle aziende come nell'ambito della propria contabilità ecco, IVA. Diciamo che gli avvocati, incluso l'avvocato Cornelio, stanno lavorando proprio per cercare di trovare il modo di far recuperare anche dalla TARES qualcosa, però pare che per il momento, insomma, per il momento io non ho visto niente. Inattaccabile. L'unica cosa che mi dà realmente da pensare, e dovremmo trovare una soluzione perché è un vero imbroglio, è il fatto che lo spurgo dei canali che a Venezia e Chioggia noi paghiamo come tariffa della legge speciale di Venezia sulla bolletta dell'acqua, in realtà è una duplicazione di costo. Perché? Se tutti gli asporti di rifiuti solidi urbani sono coperti dalla TARES, mi spiegate per quale motivo la melma dei canali deve essere pagata con un addizionale sull'acqua, dal momento che è un rifiuto solido. Quindi appunto, visto che si sostengono delle spese per raccogliere le immondizie nelle abitazioni, così devono sostenersi delle spese per raccogliere la melma nei canali. E invece questo servizio che dovrebbe essere già pagato dalla TARES, perché la TARES copre tutto, invece viene pagata per Venezia e Chioggia con la legge speciale di Venezia come un addizionale sull'acqua, e non un addizionale da poco, perché è un addizionale che è praticamente il 90% del costo dell'acqua. Cioè nel costo, se l'acqua costa 10, la bolletta viene a essere 19, quindi viene a essere quasi la metà del valore lordo della bolletta. Quindi questo potrebbe essere la base da cui partire per fare un ricorso, no? Bisogna ragionarci. Il problema è che la legge su Venezia è una legge che difficilmente è attaccabile in quanto è giustificata dalla situazione speciale di Venezia.
Invece, per quanto riguarda le città di terraferma è diverso, perché dove non ci sia il depuratore, ormai la Corte Costituzionale prima e la Cassazione poi hanno stabilito che l'addizionale di depurazione dell'acqua non deve essere pagata. A Venezia non la chiamano addizionale sulla depurazione dell'acqua, la chiamano addizionale per la legge per la tutela della laguna. Beh certo, se si riuscisse in qualche modo ad intaccare questa cosa, credo che molte aziende veneziane, soprattutto gli alberghi che spendono moltissimo, attualmente devo dire una cosa, siccome il termine di prescrizione decennale e la TIA è finita con il 31 dicembre dell'anno scorso, bisogna darsi una sveglia sul recupero degli arretrati dell'IVA. Ecco, insistiamo su questo perché ogni mese e ogni trimestre si perde un trimestre di arretrato, insomma. Quindi, questo è il vincolo, ecco, certo, per chi lo vuole fare. Quindi se avete quindi da cosa bisogna pensarci rapidamente e farlo rapidamente. Voglio dire che l'ultima sentenza del Tribunale che ho visto, non mia, quindi non mi sto facendo pubblicità, è del 15 maggio scorso e ha dato pienamente ragione a un albergo veneziano nei confronti di Veritas, condannando Veritas a restituire alcune decine di migliaia di euro di IVA pagata. Bene, quindi insomma coraggio, c'è sempre speranza per recuperare dei costi che abbiamo sostenuto e che riteniamo così ingiustamente. Grazie all'avvocato Enrico Cornelio per questa consulenza, verrà con noi ancora a trovarci nei prossimi giovedì per darci ancora altre dritte interessanti, e in questo momento così difficile per la nostra economia chissà che qualcuno che difende i nostri diritti magari ci possa dare dell'aiuto in più. Grazie ancora avvocato Cornelio e arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Ringraziamo appunto ancora l'avvocato Cornelio e magari vi invitiamo, insomma, se avete delle richieste o delle domande da presentare, insomma, a presentarcele, ecco. Bene, è il momento della nostra pagina sportiva. Quest'oggi ci occupiamo di pattinaggio, ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Soddisfazione nel mondo del pattinaggio artistico italiano. Le ragazze venete dello Stars Group di Padova hanno conquistato il secondo posto ai campionati nazionali, aggiudicandosi il diritto a partecipare ai mondiali di Taiwan il prossimo novembre. Diciamo che non ce l'aspettavamo, è stata un'emozione enorme che si ripeterà, speriamo, e speriamo di arrivare tanto ai campionati mondiali sui primi posti. Le 24 atlete scese in pista si sono presentate con una coreografia ispirata alla nota artista veneta Raba Rama. Paola Epifani, in arte Raba Rama, e noi in particolare rappresentiamo una sua tipica scultura, quella a puzzle, con un particolare significato. Il significato sono, diciamo, i rapporti tra le persone che si possono creare e anche la propria personalità che ha 1000 incastri, proprio come un puzzle che non rappresenta altro che il nostro DNA. Le ragazze sono alla ricerca di uno sponsor che rappresenti la squadra italiana nel mondo. Noi cerchiamo uno sponsor che ci finanzi un po' per andare a Taipei, perché è un viaggetto abbastanza lungo e insomma speriamo che qualcuno ci aiuti, perché la federazione non ci dà niente e quindi speriamo un po' nell'aiuto delle persone individuali, delle imprese individuali, insomma. Abbiamo 2 canali di sponsorizzazione, uno con un codice IBAN per cui basta semplicemente contattare la squadra, e un altro invece è un tipo di crowdfinancing. Chiunque voglia donare anche semplicemente €1 o più può farlo tramite internet, in particolare tramite un sito che è www.capipal.com/starsgroup. Speriamo allora che questo appello venga raccolto. Dalle 24 di questa notte, mercoledì 19 alle 10 di domenica 30 giugno, saranno chiuse le rampe in entrata e in uscita in direzione Venezia del casello di San Donà di Piave. I veicoli provenienti da Trieste diretti verso Venezia dovranno quindi uscire al casello di San Stino di Cessalto e raggiungere San Donà dalla viabilità ordinaria, mentre i mezzi provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti in A4 in direzione Venezia potranno entrare dallo svincolo di Quarto d'Altino. In prossimità
prossimità della chiusura, dall'inizio alla fine delle lavorazioni sarà chiusa per circa 1 chilometro la corsia di marcia sempre in direzione Venezia. Tutti i lavori programmati in questo periodo sulla A4 sono propedeutici all'imminente trasferimento del traffico sui tratti di nuova costruzione. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Saremo ostaggio del caldo africano fino a venerdì, quando afa e temperature diventeranno più sopportabili. Venerdì 21 giugno, sereno o poco nuvoloso con clima più asciutto e ventilato, massime in lieve calo più vicine alla media stagionale, mare poco mosso. Sabato 22 giugno, sereno e soleggiato, temperature in ulteriore lieve diminuzione, comprese fra i 18 e i 30 gradi. Domenica 23 giugno, soleggiato al mattino con tendenza alla variabilità, annuvolamenti e piovaschi al pomeriggio, temperature pressoché invariate. Lunedì 24 giugno, nuvole e temporali, minime stazionarie e massime in abbassamento. La marea di venerdì 21 giugno è sostenuta, la massima alle 22 85 cm, la minima alle 16 20 cm. Salutiamo i 500.000 amici che ogni giorno seguono il nostro TG, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.